Singanello oggi a scuola non ci va. Ma te sì, porca miseria! Oh, guarda se non mi pare quelle Scary Movie fuori da scuola col camper. Ancora coccole? Hai appena ricevuto le coccole da metà scuola, ti hanno consumata, tipo quei muri religiosi dove passa la gente e strussa a tacchinare per forza e te vedi nel corso dei secoli tutti i segni di tutte queste milioni di mani che sono passate a toccare. Quanto amo il mio ufficio, sono praticamente davanti a un cliente che adesso devo entrare e niente, mi scappava di andare in bagno e sono andato qua nel mio bagnetto, al pulito, al caldo. Mi sono fatto il caffettino, cioè, un sogno ragazzi, un sogno. Cioè, se anche tu hai la fortuna di poter avere un lavoro come il mio, valuta sta roba, non tanto di andare viva in camper, ma di avere un camper come ufficio, è tanto pratico, porca miseria. Ma anche quando devi andare a clienti eccetera, se c'hai problemi tipo di traffico, di parcheggio, quelle cose lì, arrivi magari la sera prima o non so, se fa caldo arrivi già tutto con la doccia cambiato, cioè capisci, è tanta roba. Sarà ormai l'8º reso che gli faccio, ma impareranno a isolarle prima o dopo, porca troia. Ma a parte gli attrezzi, che metti in conto a manopera? Sì, esatto, mi sono arrivate sempre le ennesime torce da recensire. Allora, questa dovrebbe essere la super mega ultra torcia nucleare. Questa sì, la proveremo adesso non so quando, ma sarà facile, basta trovare un posto non illuminato di notte. Questa invece, quando la Light mi ha ricontattato, questa gliel'ho chiesta io. Ho detto, guarda, vado spesso in bici, mi serve qualcosa per la bici. Non so quando le proveremo. Allora, questa dovrebbe essere quella più figa in assoluto, l'RN 120, quella che dura tanto, eccetera. Però sai che io purtroppo sono grafico, quindi sono un esteta e a me piaceva tantissimo questa. Questa è molto molto più economica dell'RN 120, però questa mi segue il bastone, cioè esteticamente parlando, ripeto, purtroppo io guardo quelle cose, lo so che sbaglio. Anche le moto le ho sempre scelte in base all'estetica e tutto, lo so, sbaglio, però è così. Questa gliela regalo a mia nonna perché ho oltre 300 metri, 2300 lumen, non so quanti sono, però 300 metri. Mi vorrà mandare a scuola per qualcosa? Dura in modalità normale 13 ore, in modalità economica 130 ore, porca troia, e in modalità ultra mega turbo 39 minuti, 166 più 39 minuti, questo non riesco a capire. Sciccosissima, questa va nella Bianchi. Ancora l'attacco USB vecchio, probabilmente per quello che è economica. No, ma anche quella da Xiaomi ha l'attacco vecchio. Questa è quella da Xiaomi. Schinzo qua, mi fa il coso verde. Tengo premuto. Ah, e la figa questa. Cioè, questa ti butta via una diottria. Beh, quasi quasi solo per il gusto di buttare via le idiotrie che dietro. Vediamo se altre modalità. Esatto, perché conoscendo Light. E la Madonna, no, questa vabbè azzecchi qualcuno. Adesso in video non puoi capire, ma è troppo cattiva. Mentre quella da poveri, perché io amo le cose da poveri, come cavolo si accende? Ah, quella da poveri forse non si accende, cioè esatto, forse è per questo che è da poveri. No, c'è il tasto sopra, un clic e basta, così. Aspetta, devo tenere premuto forte, forse più tengo premuto forte, più wow, aumenta la potenza. Questa non è particolarmente fastidiosa, certo è decisamente visibile, quello sì. Durata di quella da poveri, allora al massimo ti dura 2 ore, potenza media 4 ore e potenza alla bassa, che secondo me è più che sufficiente, 9 ore e mezza. Io la metterei sempre nella bassa per sicurezza. Mentre quella da Skye qua, alla bassa luminosità 5 ore e 10, alla media 2 ore e 50 e all'alta 1 ora e mezza, cioè mi dura di più quella da poveri. Ok, quella da poveri me la tengo io, quella da Sky la regalo a Giacomo che lui usa tanto la bici anche per andare a scuola. Questa qua sì, volevo regalarla alla nonna, però come provarla prima? Vabbè, ma questa è una forza da guerra, cioè nel senso, porca miseria, sì, roba seria, credo che sia la più potente che abbiano mai mandato. Sì, boh, è un'arma, sì, cioè tiri in testa uno lo ammazzi. Appena la compri, bambini grandi e piccoli, questo non vale solo per le torce low light, vale per tante altre cose, perché ormai non abbiamo più l'abitudine di leggere il manuale di istruzioni. Sì, lo so, non lo leggevamo neanche una volta. Questo per dire che va tolta
questa linguettina di plastica che serve per separare la batteria dal dispositivo, se no non funziona. Questo però lo trovi in tante cose, mouse, tastiere, eccetera eccetera. Il livello di batteria, dopo c'è le impostazioni, cos'hai qua? Oh, illumina persino di giorno. E non ha sempre buio, vedi tu? Che piano poi. Guarda che razza di luce che fa, nonna. Guarda che robe. Sì, contenta di farsi svegliare mentre fa riposino. Il nuovo compressorino per il Pullman. Cioè, ringrazio per le cinesate, ha sempre fatto il suo dovere e si stacca sempre il pezzo qua e poi non è che sia tutta sta potenza, quindi lo tengo comunque nel mio specie di garage che mi sono fatto e quello buono me lo tengo in camper. Bentley! Ah no. No, tutta un'altra roba come velocità e attacco, qualità dell'attacco. E come dice sempre mia nonna, più spendi e meno spendi. Io adesso so che mi tirerò dietro l'ira di qualche ignorantone, ma sta roba devo spiegartela. Allora, cosa succede? Io ho preso una sedia per lavoro, sai che io lavoro, per quanto sia anche uno youtuber, ma lavoro, so che ti sembra incredibile, ma per lavorare sto almeno 8 ore al giorno seduto, dopo dipende insomma, però diciamo che tranquillo anche 8 o 16 ore seduto per lavorare le passo. E cosa succede? Avevo preso una sedia da 170 euro, quella sedia alla fine mi ha dato dei problemi al culo, e leggendo anche altre recensioni non sono stato l'unico, ok, e ho dovuto spendere 140 euro di visita perché pensavo fosse una cosa tipo emorroidi, cose del genere, capite? In realtà no, erano proprio tutti i muscoli attaccati alle ossa, un po' un casino. E ok, allora io ho visto adesso una bella sedia della Corsair, un tessuto, una roba molto molto seria, però costa 330 euro, però fai un po' i conti, 170 l'altra, 140 la visita medica e non ho avuto nulla di buono. Spendevi direttamente i 330 euro ed eri a posto. In più avevi una roba di qualità, non è solo che eri a posto nel senso non dovevi spendere altro, eri a posto nel senso che avevi una cosa molto di qualità. Io questo lo dico sempre. Una volta facevo questo esempio sempre col mouse, perché sai, io sono sempre stato un informatico e pertanto mouse ne ho cambiati a decine e decine. Quelli da 20 euro, quelli da 40, da 50, da 30 eccetera eccetera, quindi un disastro di soldi di mouse. Cosa è successo? Un giorno ho preso un mouse tipo da 140.000 lire o 140 euro, adesso non mi ricordo, e sto mouse mi è durato tipo 12 anni, ma oltre al fatto che mi è durato 12 anni che non si è rotto, ma ho avuto 12 anni con veramente una qualità di mouse, di una precisione di una piacevolezza unica, hai capito? Quindi vedi, l'inculata stava alla fine nel prendere il mouse da poco. Il Mac che ho preso 3.500 euro, quanto l'ho pagato, ok, ma un Mac così, cioè te lo tieni 10 anni, non cambi più, non hai motivo, desiderio di cambiarlo, capisci? Idem la tastiera, l'Apple Keyboard, ok, una volta presa quella non ha senso cambiare con altre tastiere, non so se mi segui. Questo perché io non ho soldi da buttare, non avendo soldi da buttare devo puntare sulla qualità. Ti posso fare l'esempio delle scarpe magari da 40, 50, 60 euro, ti durano un anno o due, quando magari un paio di scarpe che costava, non so, il doppio, ti durava in realtà il quadruplo di età o il quintuplo, quindi hai capito il vero risparmio dov'è? I scarponi della Cat costeranno, ok, ma sono come nuovi. È uguale l'olio motore, i filtri, chi più spende meno spende, ragazzo. Il tutto però sempre con molta attenzione e conoscenza, perché sta regola non è assolutamente che puoi applicarla a qualsiasi cosa. Oh, non mi ricordo se l'avevo già detto in qualche video. In sostanza, consiglio, se ti dovesse capitare in futuro che i tuoi scarichi delle acque, che siano le grigie o le nere, ossia che siano quelli dell'acqua dei rubinetti o quelli del water, perché certi camper, più che altro quelli vecchi, hanno lo scarico così, si chiama nautico, attento che prima di cambiarle
basta semplicemente cambiare la guarnizione. Vai in un negozio di camper e una guarnizione, che in realtà è una coppia di guarnizioni, costa 5 euro, quindi 2,50 euro a guarnizione. Insomma, ecco, invece buttare via i soldini. Altra cosa, ragazzo, è molto furba, che è talmente furba che anch'io devo ancora farla. Le pompe dell'acqua, adesso a me non mi si rompe più da una vita, però una volta succedeva che le pompe dell'acqua, cazzo, ti duravano un anno e poi si rompevano, ok? In realtà non è proprio che si rompono le pompe dell'acqua sono praticamente eterne, si rompono i gommini sopra, ok? Quelli li trovi su eBay, però per la Fiamma, che è una pompa dell'acqua che di solito io non adoro. Quindi un consiglio che ti posso dare, se sei uno che usa tantissimo il camper, trovati un po' come le stampanti. Se stampi tanto, prima ti trovi i toner, ok? Capisci quali sono i migliori e a basso costo, poi sulla base di quello ti scegli la stampante. Uguale la pompa dell'acqua, cerca su eBay, perché su Amazon mi sa che non ci sono, i gommini di ricambio per le pompe dell'acqua. Potrebbe essere della Sureflow, della Fiamma, secondo me è la Fiamma. Comunque stai attento anche a questa cosa. Parlo sempre come se fosse sottointeso che è un camper, questo perché la maggior parte dei miei amici ce l'ha e la maggior parte dei tu ce l'ha, insomma. Ovvero che ho anche l'impianto di antifurti domotica acceso. Adesso lo spengo, però guarda qua, cioè solo per una luce, riscaldamento del frigo 7 ampere e 30 all'ora, 7,35, 7,30 di media. Porca puttana. Sì, beh, il frigo è praticamente 5 ampere, però non tornerei indietro, no, proprio la qualità del refrigeramento, cioè una volta era impensabile, perché dicevo sempre, cioè, o lavoro o raffreddo le birre, cioè, hai capito? E ora che ho l'impiantone litio della DS Tech, posso effettivamente utilizzare anch'io il frigo a compressore. Certo, per carità, neanche le batterie bastano d'inverno, perché si accendeva una volta il generatore, figurati adesso. Però sarà un po' dura per dove mettere il CP. Al momento ho pensato qui, nell'ingresso del bagno, tanto. Bene ragazzo, ora ti lascio, do la buonanotte e ti consiglio di fare una cosa che poi non potrai più fare da morto, a parte scaldare l'acqua, ma annusarti una camomilla, annusarti anche del basilico. Certo, la mia visione è molto meno poetica di quella del carrozzone di Renato Zero, dove parlava del pane caldo, la mano nella mano, hai capito? Però il senso era quello. Buonanotte. Il carrozzone va avanti da sé, con le regine, i suoi fanti, i suoi re. Ridi buffone per scaramanzia, così la morte va via. Musica, gente, cantate che poi uno alla volta si scende anche noi. Sotto a chi tocca in doppio petto blu, una mattina sei sceso anche tu. Bella la vita che se ne va, un fiore, un cielo, la tua ricca povertà, il pane caldo, la tua poesia. Facce truccate di malinconia, tempo per piangere no, non ce n'è, tutto continua anche senza di te. Bella la vita che se ne va, vecchi
che t'ha fottuto proprio tu, con le regine, con i suoi re, il carrozzone va avanti.